ho ricevuto una telefonata da parte dell'ASP, è stato un fulmine a ciel sereno, in cui mi informavano che una nostra concittadina che aveva fatto il tampone 2 giorni fa è risultata positiva. La ragazza rientrava dal nord Italia, quindi come vedete ciò che io da sempre dico di stare attenti, di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale, la distanza di sicurezza e di igienizzarsi le mani è una cosa che bisogna continuare a fare. Siamo in un momento in cui dobbiamo convivere con il virus. La signora è rientrata nel nostro comune in un momento in cui vigevano le precedenti disposizioni, quindi ha fatto 14 giorni di quarantena e ha fatto il tampone e oggi ne siamo venuti a conoscenza del risultato. Tutti coloro che arrivano nel nostro territorio dopo il giorno 3 giugno non hanno questo obbligo, quindi arriveranno nel nostro comune e faranno vita sociale, anche se una mia ordinanza gli impone di comunicare la loro presenza nel nostro comune e l'amministrazione valuterà in base la provenienza, quindi se sono aree soggette a rischio, di fare un esame serologico. Però questo non ci preserva dal contagio del virus, perché come voi sapete, anche se è un atteggiamento che il Comune Raffadali sta portando avanti, non viene seguito da altri comuni, per cui poi la sera quando i ragazzi si riuniscono a San Leone o in altre località possono contrarre il virus perché è presente in mezzo a noi. Io l'ho sempre detto, le uniche cose che ci possono salvaguardare sono i dispositivi di protezione individuale che vanno usati con accuratezza, sono la mascherina, bisogna utilizzare sicuramente la distanza di sicurezza, quindi allontanare le persone quando sono vicine a noi e igienizzarsi spesso le mani. Queste sono le uniche cose che dobbiamo fare in un momento in cui hanno deciso che dobbiamo convivere con il virus e dobbiamo autoproteggerci. Ed è proprio per proteggere i suoi cittadini che il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro ha scritto al presidente della regione Nello Musumeci chiedendo che vengano sottoposti a tamponi rinofaringei tutti coloro che rientrano sull'isola. Cuffaro, dopo il nuovo caso di Covid registratosi nel suo paese, è preoccupato per l'imminente arrivo degli emigrati che ogni anno tornano nei luoghi d'origine ed ha rivolto l'appello anche all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e al titolare dell'ASP di Agrigento Alessandro Mazzara. Che secondo me non monitorare e non controllare i cittadini che vengono da altre regioni è una scelta scellerata. Io penso che tutti coloro che mettono piede nel nostro territorio regionale, che vengono da altre regioni a rischio o da altri paesi, devono aver effettuato il tampone rinofaringeo, che è l'unica certezza che abbiamo. Il rischio che la Sicilia oggi corre è di avere molti asintomatici in mezzo a noi, e questi asintomatici di aprire tanti di quei focolai che sicuramente faranno del danno alla nostra regione e ai nostri conregionali.